Una nuova puntata di Brescia in tavola, siamo in via della Posta qui in centro storico tra Piazza della Vittoria e Piazza Loggia in compagnia di questa bella fanciulla il cui nome è... Elisabetta. Elisabetta, ben trovata, grazie Elisabetta. Allora tu Elisabetta di che ti occupi, lo possiamo sapere? Di consulenza. Consulenza, molto bene. Hai degli hobby, degli interessi particolari? Oltre al lavoro ovviamente. Se io inizio a spiegare i miei hobby rimaniamo qua per 2 o 3 ore. Dai, scegliene 2 o 3 veloci, quelli più... Tennis e mi piace andare a sciare. Lo sport, insomma, Elisabetta, ecco perché stai sempre in forma. Sì, grazie. Quindi tra poco, insomma, quest'inverno sai già su che piste... È sempre Madonna o Selva, insomma, abbiamo bei posti qua. Posti VIP, la nostra Elisabetta, bene così. Le piste sono belle lì, quindi anche posto bello, sì. Poi il tennis si pratica comunque un po' dappertutto. Allora Elisabetta, ascolti, lei con la cucina in generale, che rapporto ha? Ci diamo del tu, dai, ti piace cucinare? Ci sono dei piatti preferiti? Potrei dire soltanto che la mia nonna, e grazie alla mia nonna e alla mia mamma, da piccola mi hanno insegnato di cucinare. Tu di che origine hai, Elisabetta? Sono ucraina. Ok, ucraina. E quali sono i piatti che ti hanno insegnato, che ti escono meglio? Ovviamente la nostra zuppa che si chiama borscht, abbiamo tanti piatti buoni e quindi cucino molto molto bene, ma non devo dire perché sennò... Trovi gente a casa che viene a mangiare? Poi il mio fidanzato futuro mi dirà no, cucini, a me piacerebbe anche andare in ristorante. Hai capito? Non vuole svelare le carte. Io non dire, sì. Senti Elisabetta, la cucina bresciana la conosci? C'è qualche piatto tipico nostro che apprezzi? Certo, conosco molto bene. Cosa? Casancelli ovviamente. Poi visto che abbiamo tanti amici a Rovato, manzo all'olio. Esatto. Va bene, insomma i piatti tipici della nostra zona. Ti faccio un gioco adesso e ti dico gli ingredienti del piatto, della ricetta che tra poco racconteremo. E oggi la protagonista sarà la zuppa di verze e fagioli del lago di Iseo, ok? Quindi questa è l'origine. Ti dico alcuni ingredienti, tu mi dici se secondo te questi ingredienti sono presenti o no in questa zuppa di verze e fagioli. Limone c'è o non c'è? Non c'è. Non c'è, brava. Fagioli? Certo. Beh, ovvio. Foglie di verza? Sì. Zuppa di verza, giustamente ci sono. Le noci ci sono? No. Olio extravergine d'oliva? Ovvio. Sì. Sardine marinate? No. No, sardine infatti. Patate lessate, ci sono? Sì. No, non ci sono. Il concentrato di pomodoro c'è? Sì. Cipolla? Sì. Mango? No. Mango non c'è. Il brodo di carne c'è? Penso di sì. Sì, c'è. La colla di pesce, c'è la colla di pesce? No. C'è. Il sale? Poco. Poco, bene. Brava Elisabetta, simpatica e noi iniziamo, grazie. Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalato, che forma e sa la nostra. Benvenuti al nuovo appuntamento di Brescia in tavola. Ciao Federica, posto? Ciao Carlo, tutto a posto. Bene, allora vi raccontiamo oggi, avete sentito prima della nostra sigla con la bravissima Elisabetta, la zuppa di verze e fagioli, tra poco ve la raccontiamo. Questo è un piatto tipico del lago di Iseo e della Franciacorta. Poi ovviamente si può fare in Valle Camonica, in Valle Tropia, alla Bassa, in città. Diciamo che come origine, stando agli accuratissimi e approfonditi studi della nostra Federica, risulterebbe essere appunto una ricetta del semino della Franciacorta. Che dire del semino? Mi ha raccontato, sai, anche il fatto di raccontare le ricette ci dà l'occasione, il pretesto per allargare un po' l'orizzonte sugli aspetti culturali, storici, ambientali, gastronomici del nostro territorio, della nostra bella e ricca provincia. La Franciacorta si dice sempre dei vini, no? Famosa per i vini, ma è conosciuta anche per la carne bovina. Il manzo all'olio di Rovato. Zona Franciacorta è vantata per la fragranza
delle carni del territorio. La fiera pasquale del manzo di Rovato si tiene sin dagli ultimi decenni dell'Ottocento, pensate, quindi molto antica, allora era chiamata la fiera del bue grasso. Poi, vabbè, sul lago, zona della Tinca, va bene, Clusanis, un po' tutto il lago, pesce che una volta effettivamente era molto abbondante nel lago di Iseo e ritenuto di poco pregio. Ci sono anche le aole, scusate, l'aloe è È un'altra cosa? aole, perdonatemi, o alborelle, a Montisola le sardine, i cavedani, i pesci sono posti ad essiccare al sole e li vedete se fate le passeggiate a Monte Isola da quelle parti, essiccare al sole, infilati sugli archeggi. Le hai mai notati, Federica? No. No, ci sono queste strutture di legno particolari, sono degli archetti di legno su cui vengono posizionate questi pesci, lasciati appunto all'incirca 10 giorni dopo essere messi sotto sale per 24 ore e poi lavati. Si dice addirittura che questo metodo sia molto antico, risalga addirittura al Medioevo, quando i pescatori dovevano consegnare, pensate, un determinato numero di archets al monastero di Santa Giulia di Brescia, che vantava diritti di pesca su questo territorio. Quindi vedi che le volte non Quante è cose! casuale, ma è dovuto e determinato da eventi storici o proprio contrattuali. E quindi monastero, avreste mai detto, monastero, era una piccola tassa da pagare. Bravo! Quindi zuppa di verze e fagioli, avremo come ingredienti verza, ovviamente, dei fagioli, dell'olio extravergine d'oliva, del concentrato di pomodoro, una cipolla media e del brodo di carne ed ovviamente del sale. Bene. Passiamo al procedimento. Brodo, va bene, per fare la zuppa. Lesseremo i nostri fagioli, ne passeremo metà al passaverdura e li uniremo ai restanti fagioli, chiaramente scolati dall'acqua di cottura. Metà, attenzione, metà quantità frullata. Bravissimo. Ok, quindi, e quell'altra metà. E li uniremo agli altri scolandoli chiaramente in una padella con un pochino di un filo d'olio, scusate. Io ho detto aloe e tu dici un pochino di filo d'olio. Faremo appassire le nostre foglie di verza spezzettate e private della nervatura centrale, che insomma poi risulterebbe magari più difficile da far cuocere. Bravissimo. Mentre in un'altra pentola faremo un soffritto di cipolla e con il restante olio, al quale uniremo poi le nostre verza, i fagioli e la conserva. Esatto. Che hanno fatto la loro cottura. Esattamente. E quindi la conserva disciolta in mezzo bicchiere d'acqua bollente e il brodo chiaramente bollente. Sì. Aggiusteremo di sale e proseguiremo la nostra cottura per una decina di minuti circa. Mescolando di volta. Sì, esatto, sì. Intanto. Bisogna dare un'occhiata a quello che si sta facendo, no? Vero? Una volta terminata la cottura potremo servire la nostra zuppa. Potremo servirla in più maniere, ovvero potremo mangiarla. Zuppa mi verrebbe da dire scodella o piatto fondo. Bravissimo. Insomma, penso che sia sbagli tradizionale. Altrimenti potremo servirla anche su delle fette di pane tostate, del pane casareccio, dei crostoni. A mo' di bruschettone. Sì. Ma dai, sì. Non l'hai mai detto, rimane composta? Sì, rimane, perché poi il brodo si rapprende leggermente, e risulta molto sfizioso, molto buono. Beh certo, no, poi i fagioli ovviamente si sa che potrebbero creare delle sorprese. Però, quindi provatela entrambi. Tu l'hai provata sia sul... Sì, io l'ho provata sul serio. Sì, certo. E tu come l'hai preferita? Crostone. Sul crostone? Io sì. Pane casareccio, forno, filo d'olio, zuppa di verze e fagioli sopra. Sì, buonissimo. E tuo marito l'hai fatta assaggiare? Certo. Lui che cosa? Fondina, piatto fondo, crostone? Come me, uguale. Quello che faccio io fa lui. Certo, perché non l'hai preparata la fondina, manco ovvio. Per lui. Ovvio. Va servita soltanto sul crostone. Vabbè, comunque, è interessante sta cosa, provate entrambe le modalità, o se ne vede magari pensate a qualcuna vostra, dalla vostra inventiva e fantasia, perché no? Va bene, grazie amici del Sebino della Franciacorta per averci prestato questa ricetta e ci vediamo alla prossima qui con Brescia in Tavola su Teletutto. Ciao!
Ma che bontà, piace al sindaco e al sacrestà, tu caso un sei e tutto il resto, e gos de via, è tutto a posto.